È passato un anno, sono 12 mesi nei quali abbiamo il presidente della regione Zaia, che ha vinto le elezioni amministrative regionali, ed è tempo di fare un primo bilancio. Un anno fatto di tante promesse, ci ricordiamo tutti la prima promessa fatta da Zaia, eravamo ancora in campagna elettorale: in 100 giorni realizzerò lo statuto e il regolamento. Non c'è nulla di tutto questo è stato fatto, ma è solo una delle tante promesse mancate da parte del Presidente della Regione, che parla tanto, chiacchiera molto, comunica moltissimo e governa molto poco. Ormai è chiaro a tutti, ma soprattutto è evidente ormai una cosa, che la Lega nel Veneto dice delle cose, poi va a Roma e ne fa esattamente l'opposto rispetto a quello che annuncia nel Veneto. Basti citare alcuni dati. Aveva preannunciato Zaia prima il Veneto. Quanta distanza c'è tra quel prima il Veneto e il meno 32% che è avvenuto di tagli di trasferimenti dallo Stato verso la Regione, verso i comuni, verso le province? Quanta distanza c'è tra il federalismo annunciato e quello realizzato, che comporterà solo un aumento della pressione fiscale che andrà a colpire cittadini, imprese nella nostra regione? Quanta distanza c'è tra quanto avevano preannunciato di fare e di realizzare e i tagli, una politica fatta, come abbiamo giustamente detto, tagli di bassa lega, meno 53% per il territorio, meno 30% per il sociale, anche se qui grazie all'azione del Partito Democratico siamo riusciti a ridurre, ma soprattutto meno 43% per il lavoro, in una fase in cui aumentano le disoccupazioni nel nostro Veneto, aumenta la cassa integrazione, la disoccupazione giovanile è più che raddoppiata, dall'8 al 16%. Ecco, io credo che questa sia la denuncia che vogliamo fare. La Lega dice delle cose nel Veneto, poi va a Roma e ne fa altre. Qui nel Veneto dice no al nucleare, ma va a Roma e vota la legge per il nucleare. E adesso ci sarà il 12 giugno e 12 e 13 giugno il referendum per dire no al nucleare. Quanta differenza c'è rispetto al tema dell'immigrazione? Qui usano gli slogan fuori dalle balle, a parte che questo messaggio lanciato da Bossi è distante anni luce dalle radici cristiane alle quali si richiamano. Evidentemente gli interessa solo che i crocifissi stiano appesi nei luoghi pubblici, ma non sanno il significato che sta dietro a quella croce, un significato di accoglienza, un significato di solidarietà umana verso soprattutto i soggetti più deboli, verso gli ultimi. Ma quanta distanza c'è tra le parole del ministro Maroni: realizzeremo delle tendopoli in tutte le regioni, grandi aggregazioni con 600-700 immigrati che poi, ovviamente come è avvenuto a Manduria, fuggono liberamente in barba alle promesse di rimpatrio, in barba alla lotta dura contro i clandestini, tante volte annunciata da questo governo ma non realizzabile, non praticata. Ma quanta distanza c'è tra quell'annuncio delle tendopoli e una politica seria come sta facendo la regione Toscana, che ha preso in carico centinaia di immigrati mettendoli in piccoli nuclei, in piccole realtà molto più affrontabili da parte dei comuni e senza alcun impatto dal punto di vista sociale, per la sicurezza, dal punto di vista delle realtà territoriali comunali. Ecco, questo è quello che vogliamo denunciare. Sono molteplici gli esempi che potremmo fare, dalle questioni dell'alluvione all'incapacità di questa regione che continua a tagliare nel campo ambientale del territorio, al buco della sanità. La Lega ci ha detto ma noi non c'entriamo niente, è un buco fatto da Galan precedentemente. Ma come non c'entrate nulla? È da 6 anni che la Lega Nord governa la sanità veneta, dall'assessore Tosi fino all'assessore Coletto.
è sempre stata in mano alla Lega la gestione della sanità e iniziano a vedersi i primi problemi. Non parliamo poi delle questioni morali, perché guardate, anche su questo dobbiamo dire le cose come stanno. Abbiamo trovato assessori con le mazzette della Lega con le mazzette in tasca. Abbiamo trovato assessori leghisti che gestivano addirittura il traffico della prostituzione. Abbiamo trovato presidenti di aziende municipali per il trasporto che utilizzavano le auto blu per fini privati e non fini pubblici. Abbiamo addirittura trovato un sindaco del comune di Carceri che è coinvolto all'interno di un'associazione criminale che organizzava i fallimenti delle imprese, cioè sfruttava le fasi di difficoltà delle imprese venete per lucrare rispetto a questi fallimenti di queste aziende, con un rischio tra l'altro molto evidente delle infiltrazioni criminali e mafiose all'interno del nostro territorio. Allora anche su questo terreno, anche su questo settore, la Lega non ha più nulla da insegnare ai cittadini del Veneto. Noi ci auguriamo veramente che inizi una fase nuova, a cominciare dalle elezioni amministrative del 16 maggio, proseguendo con il referendum del 12 giugno, perché noi siamo convinti che la nostra identità è il futuro, come abbiamo scritto efficacemente in questo manifesto del Partito Democratico di Padova, perché siamo convinti che il Partito Democratico possa rappresentare questa identità nuova per il Nord, per il Veneto, per la nostra regione, negli esempi delle migliori amministrazioni che possiamo in qualche modo portare in dote. Penso a quella di Flavio Zanonato a Padova, che rappresenta un fiore all'occhiello di come si possa e si sappia coniugare per esempio il tema della sicurezza al tema dell'accoglienza. Si può garantire una città sicura però nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza, anche di quei valori ai quali si ispira la nostra Costituzione. Ecco, credo che questa sia la strada e la strategia verso la quale un Partito Democratico più forte può rappresentare veramente l'avvio di un nuovo inizio per l'Italia e per il Veneto. Faremo di tutto per rafforzare questo progetto. Dateci una mano, perché abbiamo bisogno di tutti voi per poter costruire una nuova Italia e un nuovo Veneto.